Professor Ivepic ci parla della questione adriatica e il promemoria sulla Dalmazia, un documento poco conosciuto che lui ci illustrerà con particolari competenze dati i suoi interessi e i suoi studi. Grazie dell'invito, anch'io ringrazio per questa opportunità anche di trattare argomenti che mi sono vicini ma non mi sono mai occupato così in dettaglio, quindi la questione adriatica è un tema abbastanza noto, si parlava di Vigezzi, io aggiungerei i vecchi studi di Tamborra, di Vagliani, e fino ad oggi ci sono gli ultimi volumi della Marina Cataruzza con cui condivido amicizia. Quindi la questione adriatica magari è nota a tutti, ma vado con ordine, la ripeto. Che cos'è? In sostanza è il destino della sponda orientale dell'Adriatico, che va deciso questo destino durante la prima guerra mondiale. Fondamentali sono quei mesi tra lo scoppio della guerra, la fase neutralista di cui abbiamo sentito parlare, fino al trattato segreto di Londra, 26 aprile 1915, quando venne definita questa politica di cui abbiamo questa immagine e su quale poi io mi soffermerò più nel dettaglio, la politica italiana nei confronti dell'altra sponda. L'altra sponda, come dice anche Luzzatti, è una sponda fondamentale, dice Luzzatti, noi dalla nostra parte, cioè occidentale, non abbiamo neanche dove ricoverare le navi, invece dall'altra parte è tutto un porto, da Trieste fino all'Albania è tutto un porto, è una costa estremamente strategica sulla quale si riversa non solo l'Europa balcanica ma l'Europa centrale. L'Adriatico orientale è stato storicamente per 1000 anni sotto dominio, sotto competenza di Venezia. Dal 1797 alla prima guerra mondiale, a parte la parentesi napoleonica, l'Adriatico orientale è stato era dell'Austria, che così si è completata, è diventata una potenza non solo centroeuropea ma anche mediterranea. L'Italia, per quanto riguarda la sponda adriatica orientale, ha tre atteggiamenti in sostanza che emergono in questi 10 mesi di cui abbiamo sentito parlare. Uno è quello del completamento del Risorgimento, quindi c'è l'Istria, no? Quindi si parla di Trento, Trieste, l'Istria, cioè si ritorna a quelle idee del 1866, laddove si è fermato il sogno risorgimentale. Bisognava riprendere questo discorso e quindi espandere l'Italia, realizzare geograficamente l'Italia su queste sponde. Poi c'è una seconda prospettiva che io direi la prospettiva di potenza, quindi c'è l'Istria e c'è la Dalmazia, mentre per l'Istria la cosa è abbastanza scontata. Mi viene in mente il Tommaseo, che è dalmata. Sulla Dalmazia aveva dei dubbi, per quanto italiano, aveva dei dubbi sulla totale italianità della Dalmazia, invece non aveva dei dubbi sull'italianità dell'Istria. Quindi l'Istria faceva parte del disegno risorgimentale, la Dalmazia diventa un terreno, una regione, un contesto in cui l'Italia avrebbe dovuto misurarsi col suo destino di potenza. Io aggiungerei subito, e poi magari anche ne discutiamo, di potenza mediterranea, perché il possesso della Dalmazia significa avere un ruolo ben preciso dentro il Mediterraneo. Quindi già lancio qualche idea per un'eventuale discussione dopo l'intervento che ho appena sentito. A me pare che l'allearsi con la Gran Bretagna e la Francia vuol dire non aver capito quali logiche caratterizzano il Mediterraneo, quindi vuol dire allearsi con i concorrenti più grandi dentro il Mediterraneo. Chiudo questa parentesi, ma è un sasso che lancio, perché mi pare che, vedrete, insomma, ci sia anche una contraddizione nel pensiero stesso di Luzzatti tra le pretese sulla Dalmazia e poi questo che abbiamo sentito fino adesso, cioè l'allearsi con chi tutto sommato vedeva male l'Italia dentro il Mediterraneo, perché cozzava con gli interessi sia francesi sia britannici. Chiudo questa
questa avance e ritorno all'Adriatico orientale. Vado con ordine. Dunque la questione Adriatico orientale è la questione attorno al futuro di questa zona. Allora, l'Italia ovviamente, soprattutto nei primi del 15 e poi si concretizza con il trattato di Londra, ha delle pretese sulle sponde orientali dell'Adriatico. In quel momento lì, nel 15, dall'altra parte c'è ancora un'Austria, Austria-Ungheria, ma in sostanza è l'Austria che controlla l'Istria e la Dalmazia. L'Ungheria ha soltanto il corpo separato di Fiume, quindi si tratta del futuro dell'Austria. Questo è un primo elemento. Poi si tratta del futuro di un altro Stato che in quel momento è belligerante, ed è la Serbia. Quindi la Serbia regge ancora, siamo nei primi del 15, crollerà nell'autunno del 15, ma nella prima metà del 15 regge ancora l'aggressione austriaca, ed è ovvio che la Serbia avrebbe realizzato nell'Adriatico orientale, nel caso della Dalmazia, uno sbocco marittimo per il quale la Serbia è andata a fare le guerre balcaniche, non solo per espandersi verso il meridione, ma soprattutto per avere uno sbocco marittimo. Il sogno più grande della politica serba è quello di avere uno sbocco marittimo. In sostanza lo sbocco marittimo dalla prospettiva serba era la Dalmazia all'altezza di Ragusa, perché c'era anche il Montenegro come Stato indipendente, o eventualmente nel caso del porto albanese di Alessio. Questa era un'alternativa di minima, e un'alternativa invece di massima era la Dalmazia a sud della Narenta, del fiume Narenta, fino alle bocche di Cattaro, dove il centro principale è Ragusa. Dunque rivendicazioni dell'Italia, rivendicazioni della Serbia. Non c'è ancora, non è riconosciuto, anche se c'è Comitato jugoslavo, ma non sono riconosciute, diciamo, le pretese jugoslave, cioè le pretese di un'entità politica corrispondente a poi quello che diventerà la Jugoslavia. Si riconoscono i diritti e le pretese dei popoli slavi meridionali che fanno parte dell'Austria-Ungheria, però sono dalla parte opposta, quindi in quel momento nel 15 non vengono prese in considerazione, e gli interessi, come dire, slavi su queste terre le rivendica la Serbia. Si fa anche sempre più rumoroso il Comitato jugoslavo, che diventa operativo proprio da quei mesi a Londra, sostenuto sulla stampa britannica da Robert Seton Watson. Quindi si manifesta apertamente sempre di più, però, come dire, non è un'entità politica, E terzo aspetto di queste pretese italiane, dunque quello del primo aspetto, il risorgimento, mi ripeto, secondo quello di definizione dell'Italia in quanto potenza, e terzo, definizione in quanto potenza imperiale. Quindi fino a dove sarebbe arrivata l'Italia nell'Adriatico orientale, fin lì avrebbe, come dire, definito una propria identità, non solo come potenza media o potenza riconosciuta dalle altre, ma non una grande potenza. È proprio nella questa terza sponda adriatica che l'Italia si sarebbe realizzata. Qui questa immagine riproduce la geografia per cui l'Italia è entrata in guerra, soprattutto in grigio. In grigio sono riprodotti i territori che l'Italia ha ottenuto, come dire, ha ottenuto come compensazione per l'entrata in guerra. Quindi poi potete vedere c'è tutta l'Istria e si va fino allo spartiacque, fino al Nevoso. Poi ha ottenuto le isole della Dalmazia, settentrionale, alla controparte che non era ancora chiaro chi sarebbe stato, rimaneva Fiume e l'isola di Veglia e di Arbe, poi tutta la Dalmazia settentrionale, quindi il distretto di Zara con le isole Prospicenti e Sebelico, con tutto il bacino del fiume Kerka, sarebbe passato all'Italia fino a Punta Planca.
Un'altra zona di cui si dimentica sempre, che fa parte di queste rivendicazioni, è Valona e il proprio territorio, quindi la chiave d'entrata nell'Adriatico. Possedere, come potete vedere, Valona, con quella penisola che non so come si chiama in italiano, però so che si chiama in albanese Karaburn. No, Sabbioncello è sopra Ragusa. No, sto parlando di Valona, in Albania, sì. No, io mi ricordo solo il nome albanese. E quindi quella è la chiave dell'Adriatico. Possedere la Dalmazia in questo modo e più Valona significa controllare la Dalmazia. Ecco, questo mio intervento si fermerà alla memoria e anche quello che scriverò, cioè mi piace fermarmi fin laddove, come dire, finché siamo nei sogni, finché siamo nelle ipotesi. Non andrò e non scriverò sul risultato finale, che lo conosciamo tutti, che era Pallo. Non è intenzione mia neanche toccarlo. Allora a questo punto, dunque, l'Italia ormai è in guerra e come compensazione, come risultato finale della guerra ci si aspetta questo tipo di geografia. Ecco, del 10 gennaio 1916 c'è questo promemoria sulla Dalmazia scritto da Luigi Luzzatti e riguarda sì la Dalmazia, però in sostanza si sofferma, il promemoria è destinato al governo e agli alleati, si sofferma su quella zona più oscura, il Neretto, che riguarda Spalato e il distretto e le isole prospicienti. Allora, in sostanza, Luzzatti dice che è di interesse per l'Italia controllare, in sostanza cosa dice? È di interesse per l'Italia controllare tutta la Dalmazia, non può prendere mezza Dalmazia, cioè soltanto Zara, Sebenico, e lasciar perdere Spalato e Traù. E per motivare questo suo pensiero distingue la questione della Dalmazia, la memoria, nella questione strategica, nella questione nazionale e religiosa, nella questione economica e quarto nella questione storica. Dunque sono queste questioni, sarebbero delle motivazioni. La prima motivazione è quella strategica. Occorre possedere in sostanza tutta la costa dalmata. Perché? Perché con un risultato geopolitico del genere, cioè con mezza Dalmazia in mano all'Italia e mezza in mano a un altro Stato, succede che in quella zona, in sostanza in Dalmazia, ci sarebbe stato un perenne clima di conflittualità. E lo dice, lo leggo, insomma, una tale condizione di cose non potrebbe che perpetuare una tensione nei rapporti fra la potenza da noi paralizzata, cioè la potenza concorrente, e l'Italia, e quindi mobilizzerebbe di nuovo nell'Adriatico rilevanti forze nostre di terra e di mare e ci procurerebbe, con riguardo alle altre grandi potenze, un nuovo punto debole nel nostro fianco orientale. Dunque occorre prendere il più possibile della Dalmazia, compreso Spalato, perché dal punto di vista strategico si crea un problema. Soltanto il possesso di Spalato potrebbe, sempre nella peggiore ipotesi, compensare l'Italia di un'eventuale rinuncia al porto di Ragusa e alle formidabili bocche di Cattaro. Quindi da cosa capiamo da questa memoria? Che l'ideale, secondo Luzzatti, è proprio tutta la Dalmazia, compresa dalla ex Repubblica di Ragusa e le bocche di Cattaro, cioè tutta la Dalmazia veneta in sostanza. E quindi su questo elemento poi torna e si sottolinea qui nell'introduzione alla memoria che il fatto di essere veneziano aveva una percezione precisa del territorio, e io direi, usando questo termine, territorio marittimo, cioè della dimensione marittima dell'Adriatico orientale, una percezione molto precisa. Se l'Austria non ha fatto di Spalato un porto di guerra prima del 1914,
sia perché possedeva tutti gli altri innumerevoli porti della costa orientale. Preciso che nel sistema difensivo dell'Austria, io sono di Pola era un punto centrale e l'altro nell'Alto Adriatico e l'altro era Cattaro. Infatti c'era tutta una serie di basi militari, e anche molto fortificata era l'isola di Lussino perché era esposta verso fuori. Uno Stato jugoslavo tenderebbe indubbiamente, anche se in parte ostacolato dal possesso nostro di qualche isola, di sfruttare il porto di Spalato, sia pure per farne soltanto un'eventuale base di operazioni con sommergibili, con siluranti e con altre molte insidie moderne della guerra navale. Quindi Luzzatti ha una visione molto precisa anche, e adesso io non ho indagato, ma è evidente che aveva dei contatti, siccome coi vertici della Marina Militare Italiana, che erano quelli che volevano tutta la costa, mentre l'esercito era più scettico, perché l'esercito considerava il possesso dell'intera costa dalmata un grosso investimento difficile da proteggere, perché secondo la visione continentale dell'esercito, che è diverso da quello della Marina, cioè l'eventuale nemico, una futura Jugoslavia, facilmente avrebbe potuto attaccare e conquistare la costa, che quindi avrebbe comportato delle enormi spese di manutenzione per quanto riguarda la sicurezza. Seconda motivazione è la questione nazionale e religiosa. Ora, a questo punto parla della popolazione, e Luzzatti riconosce che la maggioranza della popolazione di questa Dalmazia sono slavi, cioè gli italiani sono una minoranza, però sono degli slavi dalmati, e li considera degli slavi particolari, con una loro specificità. Non nomina i croati, e sì che ha una visione molto precisa dei croati, perché in altri punti delle memorie li nomina e dice che l'astio tra le due parti, cioè quella italiana e quella croata, risale al 1848, alla partecipazione dei croati durante le lotte risorgimentali dalla parte austriaca. Lui considera i contadini slavi di Dalmazia dei potenziali cittadini italiani. Perché? Perché questi contadini slavi della Dalmazia sono cattolici e sono affini per cultura, per stile di vita agli italiani. Siamo nel gennaio del 16. Secondo gli accordi di Londra questa zona andava neutralizzata, o quantomeno finiva in mano alla Serbia. Quindi espone tutta una serie di aspetti, adducendo il fatto che i contadini slavi cattolici non sarebbero andati d'accordo con i serbi, che sono ortodossi. Un assioma da tenersi sempre presente nelle questioni di Dalmazia è questo: i contadini slavi della Dalmazia, e sono la grande maggioranza degli abitanti di quella provincia, non sono serbi e odiano il serbo, che è di altra religione, mentre con l'italiano, se non altro, hanno di comune l'appartenenza alla Chiesa cattolica. In ogni caso, sempre lui vede la divisione della Dalmazia come una pessima idea, nel senso che è inutile avere mezza Dalmazia con una popolazione slavo-dalmata se dall'altra parte si crea una Dalmazia serba, che poi agirà dal punto di vista di assimilazione culturale sulla componente slavo-dalmata finita sotto l'Italia. Quindi ci troveremo perennemente con dei problemi di tipo risorgimentale, ma questa volta il risorgimento sarà quello slavo. E lo dice: dividere questa unità dalmatica e proprio dividerla nella sua parte più pura, cioè nella Dalmazia centrale, che sarebbe il distretto di Spalato, per assegnare molti di questi slavo-dalmati alla Serbia, che naturalmente farebbe di tutto per assimilarseli presto, sottraendoli a ogni influsso delle borghesie italiane indigene, significherebbe creare un focolaio di irredentismo serbo o jugoslavo. Quindi è informato, il termine jugoslavo girava, ma il comitato jugoslavo è dei primi mesi del 15, quindi Luzzatti è perfettamente
informato. Dunque l'alternativa di sovranità su questi territori sono la Serbia o un'eventuale Jugoslavia, si capisce da queste note. Di irredentismo serbo o jugoslavo che avrebbe per gli slavi dalmati rimasti sotto il dominio italiano tutti quei punti di attrazione, religione, parentele e usi, che invece mancherebbero a qualunque tentativo di redentismo serbo-ortodosso proveniente dalla Bosnia-Herzegovina. Cioè, se noi italiani creiamo una grande Dalmazia, questi slavi dalmati magari rimangono slavi dalmati, ma rientrano sotto l'egida nazionale italiana e sono cattolici, trovano un'affinità con gli italiani, sicuramente non andranno d'accordo con i serbo-ortodossi della Bosnia, dove ci sono anche i maomettani, come dice, perché infatti non dice altro se non quello di riprodurre la Dalmazia veneta, che era l'antemurale cristianitatis nei confronti dell'impero ottomano. E quindi l'Italia, volendo controllare queste terre, doveva ricalcare il modello della Serenissima Repubblica. Inoltre, sempre parlando della questione nazionale religiosa, è scettico nei confronti del ceto dirigente della borghesia dalmata. Riguardo al ceto dirigente dalmata vale l'accertamento di fatto che il numero degli italofili è in esso perlomeno pari a quello dei serbofili e che la grande massa grigia di questa borghesia è purtroppo nazionalmente ancora indifferente e segue i cenni supremi di chi comanda e paga. Sarebbe in corsivo, quindi effettivamente è così, è stato così, la borghesia, i ceti dirigenti dalmati, la borghesia dalmata si è spostata, era nettamente italiana fino al 1860-70, poi gradualmente si è spostata su identificazioni nazionali, prima in un'identità genericamente slava, poi specificatamente croata, serba, e mentre c'era quella autonomista infine italiana, però comunque sempre aperta alle situazioni che venivano dal lato. E la prima guerra mondiale è stato un momento abbastanza drammatico da questo punto di vista. C'è da dire che il comitato jugoslavo era formato soprattutto da dalmati, da croati dalmati, Trumbic e Supilo erano croati. Vado avanti più veloce. Sparato centro dell'industria, quindi la questione economica, perdere in sostanza dice questo, perdere il distretto di Sparato significa perdere la parte più benestante della regione. Il distretto di Sparato è il centro agricolo, industriale e commerciale di tutta la Dalmazia al nord della Narenta. Separare gli eventuali possedimenti italiani e dalmatici da Sparato è un controsenso economico. Poi soprattutto la maggior parte della proprietà fondiaria del distretto di Sparato appartiene agli italiani di quella città e nomina tutte le famiglie, proprio, quindi ha una conoscenza molto precisa. Quasi tutta la fiorente industria cementifera, mi viene in mente Bettiza, il cementificio era della sua famiglia, è italiana e alimenta le fabbriche di cemento dell'Italia orientale. Lo sfruttamento delle enormi forze idrauliche della Cetina presso Almissa, a pochi chilometri a sud di Spalato, è iniziativa, impresa e capitale italiana. Era l'unica centrale elettrica di tutta la Dalmazia questa. E poi la storia, la questione storica. La Dalmazia non fu mai lungamente divisa, quindi è vero, cioè la Dalmazia ha questo sviluppo anche dal punto di vista geografico incredibile, cioè piccola curiosità, si sviluppa in senso longitudinale eppure mantiene il clima mediterraneo, quindi è mediterranea tanto a Cattaro quanto a Lussino, e sì che ci sono 500 km di distanza, quindi ha questa caratteristica, e poi storicamente grazie all'effetto Venezia è rimasta sempre unita. La Dalmazia non fu mai lungamente divisa, prima di Venezia c'era Bisanzio, e chi volle avere il predominio nell'Adriatico dovette conquistarla tutta, ecco, questo è vero, o tutta o niente. Oggi una divisione non farebbe che prepararci altri
che prepararci altri conflitti. Specialmente Spalato, accanto a Zara, fu sempre centro metropoli politica e religiosa della Dalmazia. È vero, c'era l'arcivescovato di Zara e l'arcivescovato di Spalato, il metropolita sarebbe quello di Spalato. Per noi italiani poi Spalato, con i suoi monumenti d'arte romana e italica, rappresenta una delle città italiane artisticamente più ricche e fa come tale assolutamente parte del patrimonio nazionale artistico inalienabile. Ecco, questo aspetto che magari potrebbe sembrare anche scontato, no? Uno che è educato al touring club italiano, no? Gli pare una cosa normale, e in effetti è vero, così lo dicono tutti quando vanno da parte italiana, quando vanno a Spalato sembra una città italiana. Non è scontato, io che ovviamente mi occupo dall'altra parte, minimamente non viene mai nominato nelle rivendicazioni jugoslave, croate o serbe all'epoca, questo aspetto non viene mai rivendicato, mai si dice Spalato è la più bella città jugoslava, ma vengono sempre tirate fuori le motivazioni etniche e nazionali, cioè la popolazione è di questo tipo, cioè parla slavo, quindi la città è nostra. Ci sono due modi di vedere, due modi che si scontrano nella questione adriatica, cioè quello che poi verrà supportato da Wilson, cioè una identificazione di queste sponde, di queste terre con l'appartenenza nazionale, non mi piace il termine etnico, non è adatto, diciamo nazionale, che sarebbe culturale, linguistico, storico, e uno nazionale, ma come dire anche di civiltà. Quindi è evidente che la Dalmazia, da un punto di vista storico-culturale e di civiltà, appartiene all'Italia. Quindi, però ovviamente naturalmente poi c'è, come anche di recente, la Turchia rivendica da questo punto di vista, secondo questa logica, cioè quella di civiltà, rivendica la Bosnia e Erzegovina, dice basta fare un giro e vedete che sono dei territori che ricordano l'impero ottomano, e di mezzo c'è però la popolazione che è slava, no? Quindi c'è questo costante conflitto tra un'interpretazione, come dire, di civiltà e una interpretazione di nazione. Ma ovviamente è chiaro qui con Luzzatti che è un modo di vedere tipicamente italiano, che nel comitato jugoslavo, che conosco molto bene, non c'è mai. Il comitato jugoslavo rivendica il diritto alle sponde, alla Dalmazia, dicendo semplicemente la popolazione è croata e basta, quindi la popolazione croata ha diritto ad avere uno Stato e questo Stato ha diritto ad avere uno sbocco marittimo, avere una costa. Non viene mai preso in considerazione il passato o come dire le vestigia culturali. E invece Luzzatti dice in modo diverso: non vi fu mai uno Stato serbo o jugoslavo che abbia avuto vero dominio nelle città della Dalmazia. In verità ci fu proprio lo Stato serbo tra il 200 e il 300, non di tutta la Dalmazia, ma della bassa Dalmazia, soprattutto di Cattaro e di Dulcinio Antivari. Il controllo ce l'aveva, un controllo assai blando, però anche negli Atlanti storici si vede Regno di Serbia che arriva fino all'Adriatico. Oggi sarebbe la prima volta, questo dice Luzzatti, che uno Stato slavo, per il consenso d'Italia, quindi vuol dire che l'Italia cede, no? Quindi per il consenso d'Italia riuscirebbe ad estendere la sua signoria sulle città dalmatiche, adesso per civiltà completamente estranee, città che seppero sempre ininterrottamente fino ai nostri giorni conservare la vecchia italianità, anche se la violenza austriaca poté apparentemente negli ultimi 30 anni far trionfare il numero dei contadini slavi nel nome di una Croazia austriaca, non mai in quello di una Jugoslavia o di una Serbia. Qui è chiaro il riferimento al comitato jugoslavo e alle pretese della Serbia, mentre dice semmai ci dovrebbe essere una Croazia che pretende qualcosa da queste parti. E poi c'è un ultimo punto che riguarda Ragusa e Cattaro, che Ragusa e Cattaro sono fuori anche dalla zona nera, cioè
c'è il trattato il patto di Londra e quello che l'Italia vorrebbe di più, cioè la zona di Spalato, ma fuori da queste pretese si trovano Ragusa e Cattaro. Ragusa, dice Luzzatti, specialmente è un gioiello di pura arte italiana. Però qui, per queste due città, soprattutto Cattaro, che appartiene alla tradizione veneziana, qui ormai rinuncia anche lui, come dice, vabbè, saranno due città, due porti del futuro Stato jugoslavo, ma assolutamente devono essere zone demilitarizzate, quindi neutralizzate, sì, altrimenti diventa una zona di competizione. E vabbè, io mi fermo qui, io vorrei piuttosto magari a discutere dopo alcuni punti. Qui mi pare che prevalgono i motivi per cui Luzzatti vede la Dalmazia tutta nell'ambito dell'Italia, sono motivi prevalentemente storici e culturali. Da questa memoria, e poi mi riservo di analizzarla meglio per iscritto, non ci sono in Luzzatti gli elementi, come dire, di potenza e di potenza imperiale. Cioè, vi ho parlato di risorgimento e cioè l'Italia che si sta conformando in questi mesi è un'Italia tra il completamento del risorgimento e qualcosa di più, cioè un'Italia potenza mediterranea. Ecco, il punto di vista di Luzzatti è quello del risorgimento, e poi una cosa che non è trattata molto dagli altri, cioè questo dell'attaccamento alla tradizione di Venezia. Quindi l'Italia non fa altro se non continuare lungo un disegno storico che fu di Venezia. E lui non si è soffermato su questo, ma lo aggiungo io, e come anche spunto per una discussione, la terza sponda così intesa, con queste ampie pretese, con questo controllo assoluto dell'Adriatico, sicuramente avrebbe dato all'Italia una posizione molto forte all'interno dell'Adriatico. Lì io vedo una contraddizione, come dire, tra questo disegno, questa memoria, e quello che abbiamo sentito prima nella relazione, in questo suo spostamento, no, verso filo inglese, filo francese. In verità il problema secondo me che era impossibile controllare queste sponde finché c'era l'Austria, però l'alleato storico doveva essere un alleato dell'Europa centrale, che avrebbe dovuto delegare all'Italia la totale supremazia nel Mediterraneo, allearsi con una potenza che domina le onde, no? Come dice Rule Britannia, no? Quindi come the waves, esattamente, non era un buon partito. E lo stesso la Francia, che si sa che in Algeria vedeva in sostanza un territorio metropolitano, quindi una parte prolungata della Francia. Quindi vedendo nell'Algeria una parte prolungata della Francia vuol dire che tutto il Mediterraneo occidentale era una parte prolungata della Francia. E quindi il mezzo Mediterraneo era inteso come territorio nazionale francese. E con questi alleati, insomma, il dopo sicuramente c'era da pensarci, e in questo dopo il controllo totale dell'Adriatico invece mi pare una contraddizione, comunque difatti poi si è visto, ma qui andiamo fuori dal discorso, si è visto l'appoggio un po' così tiepido dato tutto sommato durante la conferenza di Parigi, perché effettivamente se l'Italia avesse ottenuto tutto quello che qui si prospetta sarebbe stata un altro paese, ripeto, all'interno del Mediterraneo. Però il Mediterraneo non c'è, in Luzzatti almeno qui non lo vedo, qui mi chiedo dov'è questo Mediterraneo, che geografia d'Europa, perché il Mediterraneo rimane il punto, come dire,
di una politica globale italiana, cioè l'Italia sì, può espandersi in Africa, ma dove? Cioè l'Italia è un paese mediterraneo, questo non viene preso in considerazione. Però la politica mediterranea a livello cosciente o incosciente emerge nei confronti ovviamente della Libia o della Tunisia, ma soprattutto nei confronti del controllo dell'Adriatico. Questi sono alcuni spunti, grazie. Grazie. Grazie al professor Ivetic per questa interessante illustrazione del promemoria luzzattiano. Riprenderemo il discorso nel dibattito che potremo fare alla fine. Adesso consentitemi un ringraziamento particolare al professor Maggiotta Broglio che ha accolto l'invito. Come sapete lui è stato, è uno dei più autorevoli e apprezzati docenti in una stagione fra le migliori di una lunga storia dell'istituto e poi della facoltà. Era presente al primo convegno, relatore a Luzzatti il suo tempo, il volume che è stato più volte ricordato, ed è stato lui che ha promosso nella Camera dei Deputati la pubblicazione di un'antologia dei 2 volumi dei discorsi parlamentari di Luzzatti che mai erano stati stampati. Quindi anche per queste ragioni un grazie particolare. No, sono io che ringrazio innanzitutto gli organizzatori del convegno, l'Istituto Veneto, e poi lasciatemi ringraziare, evocandoli, 3 amici che non ci sono più, a cui devo il mio rapporto con Venezia, con la cultura e l'Università di Venezia, di Padova, e sono Gaetano Cozzi, Marino Berengo e Gabriele De Rosa. È stato per merito loro, ognuno in guise diverse, l'avermi fatto incontrare serie di colleghi, di vecchi, e interessare ai temi veneti, fra cui quello di cui oggi discutiamo. In particolare un ringraziamento va a Pierluigi Pallini, con cui ho condiviso più di 40 anni di insegnamento nella facoltà fiorentina. Era un'altra università, che ci stiamo a piangere addosso, e un ultimo ringraziamento, in ultimo all'amico Franchini, che per primo mi avvicinò alle tematiche luzzattiane ospitandomi in questo palazzo molti anni fa e facendomi dormire nel letto di Luzzatti, che era nelle soffitte. È singolare che nella prima importante riflessione storiografica su Benedetto XV, i cattolici, la prima guerra mondiale, gli atti del convegno di Spoleto del settembre 62, curati da Giuseppe Rossini per le 5 lune del 63, il nome di Luigi Luzzatti ricorra solo 2 volte. La prima citato rapidissimamente da Scoppola insieme a Turati per la sua adesione ad una Lega dei Paesi Neutrali proposta dalla rivista modernizzante Cenobium nel settembre del 14. La seconda ricordato brevemente da Veneruso per la polemica iniziata sul Corriere della Sera dell'aprile del 15 con un maestro della mia disciplina, Francesco Scaduto, sostenitore sul Giornale d'Italia del marzo di quell'anno della immediata sospensione delle guarentigie pontificie del 1871 per tutto il periodo della guerra. In realtà la posizione di Luzzatti andava al di là di tale questione, la questione di guarentigie, per immaginare quello che l'Osservatore Romano nel maggio del 15 definirà, proprio con riferimento a Luzzatti, l'infondatissimo accomodamento tra il cielo e la terra.
In realtà, senza riandare in questa sede alla preliminare svolta di Papa Sarto, di cui noi oggi conosciamo molte cose grazie all'utilizzazione dei documenti dell'archivio della Civiltà Cattolica, dicevo, senza riandare a quel periodo, meno di 2 anni dopo, ma né Scaduto né Luzzatti poterono saperlo, una congregazione particolare sub segreto pontificio, guidata dal cardinale Gasparri e verbalizzata dal giovane Pacelli, futuro Teodosicesimo, allora segretario della Congregazione per gli affari ecclesiastici straordinari, dicevo, questa congregazione concludeva a favore di un, proprio nella linea luzzattiana, a favore di un accomodamento, di un modus vivendi che consentisse al Papa un dominio temporale ristretto alla città leonina, sostanzialmente l'attuale città del Vaticano, collegata però con il mare. Volevano mantenere poi, misero subito, il collegamento col porto di Civitavecchia, che scriveva Gasparri nel verbale della congregazione, che almeno migliorasse la penosa situazione della Santa Sede. Saranno Gasparri e Orlando, come è noto, a tentare l'accomodamento a Parigi nel giugno del 19, senza esiti però, a causa della decisa opposizione di Vittorio Emanuele III, che minacciò di abdicare se si fosse toccata la legge delle guarentigie. Gli esiti si avranno nel 1929, grazie al medesimo Gasparri e a Benedetto Mussolini, convertitosi ai patti con il Papa dopo la crisi Matteotti e il discorso del 3 gennaio del 25. Né Orlando né Luzzatti potevano comunque sapere che già nel dicembre del 1914, in un documento della Segreteria di Stato, esito solo qualche mese fa, sul quale torneremo in conclusione, venivano motivatamente escluse tutte le ipotesi di internazionalizzazione della legge delle guarentigie, cioè la Segreteria di Stato era sulle stesse posizioni loro, perché in realtà non si fidava di queste potenze che avrebbero potuto garantire la legge. Luigi Luzzatti, del resto, era stato uno dei pochi a capire che dopo la guerra mondiale anche nel settore dei rapporti Stato-Chiesa nulla sarebbe stato più come prima, e a prospettare quello che, come ho ora ricordato, l'Osservatore Romano del maggio del 15 bollò come l'infondatissimo accomodamento tra il cielo e la terra. Un accomodamento che nelle intenzioni di Luzzatti andava molto al di là delle posizioni di un Sonnino, padre dell'articolo 15 del Patto di Londra, e di un Salandra, che immaginavano privilegi concessi dallo Stato alla Chiesa di Roma a propria discrezione e per specifici fini politici. Cioè, Salandra e Sonnino non escludevano che si potesse migliorare l'inigua situazione, ma non pattiziamente, ma con delle concessioni dello Stato, in modo che poi lo Stato potesse in un certo senso garantirsi la fedeltà della Chiesa italiana grazie a queste concessioni. Dalla puntuale e sempre valida analisi di Veneruso del 62 emerge l'articolato dibattito, soprattutto sulla stampa quotidiana e periodica, sulla questione romana nel quadro del conflitto imminente, in pieno corso e al suo termine. Veneruso esamina
tutto il dibattito di gran parte di studiosi sui giornali, su qualche rivista, prima del conflitto, durante il conflitto e alla fine del conflitto. Avevano aperto le danze l'arcivescovo di Udine, Monsignor Rossi, che spingeva per l'internazionalizzazione della legge delle guarentigie, e il gesuita Padre Monetti. Ma poi a ballare la quadriglia si erano affollati e avvicendati Quadrotta, Murri, Missiroli, l'azione. C'erano due azioni, quella di Cremona, l'Unità Cattolica, l'Idea Nazionale, la Civiltà Cattolica, Bilicnis, la rivista vicina ai modernisti, Scaduto, Del Giudice, Falco, Basetti Sani. Scusate se faccio una parentesi, ho conosciuto questo padre Basetti Sani che stava a Firenze, in piazza Savonarola, quando aveva, penso, un'età, e mi chiese anche di fare la prefazione a un libro su una persona, e io non ne sapevo niente che lui avesse partecipato a questo dibattito, quindi non mi venne in mente, l'ho scoperto grazie alla vostra. Basetti Sani aveva scritto un articolo su questi temi. Orlando Ruffini, Vercesi, Crispolti, Nathan, Degli Occhi, Cesare Sassaro, Prezzolini e Giuseppe Renzi e non pochi altri. Quindi pensate com'è ricco il dibattito su questa questione, nel quale Luzzatti si inserisce insieme a Ruffini, ma direi che Luzzatti anche con più forza. Tra i vescovi, sempre su questo dibattito, menzionerei Anastasio Rossi di Udine e soprattutto Luigi Pellizzo di Padova, al quale lo scorso anno ha dedicato un prezioso volume Liliana Bilanovic, e in genere i vescovi del Veneto studiati nel 2006 da Alba Lazzaretto. Nel 1994, nel volume con le lettere 18-22 dei vescovi curate da Scottà, e sempre per cura di Scottà, nei volumi del 91 sui vescovi e la Santa Sede nella guerra del 15-18. Ecco, una questione che mi pongo, che però non so risolvere: quali erano i vescovi i quali in qualche maniera avevano un rapporto con il deputato Luzzatti. Andrebbe fatta una piccola, non lo so se qualcuno l'ha già fatta, capire se e con quali vescovi eventualmente lui fosse, perché penso che il deputato Luzzatti in un certo senso con i vescovi del Veneto dovesse fare un po' i conti. Tutto questo ovviamente attentamente, quasi quotidianamente osservato dal canocchiale del barone Monti. Adesso io non ho il tempo qui di spiegarvi, ma era il direttore generale. L'Italia è un paese più invecchio e più sia un paese straordinario. Il direttore generale dei culti, nominato poco prima della guerra mondiale, il barone Carlo Monti, era stato compagno di scuola per tutti gli studi di Benedetto XV. E quindi inizia un dialogo continuo fra lo Stato e la questione romana, il nostro amico Spadolini, il Tevere si era già ristretto enormemente, e il barone Monti. C'è un personaggio che lo precede, ma adesso qui non mi posso fermare, che è il cappellano capo del Quirinale, un uomo di Orlando, il quale, pensate, fa il cappellano capo del Quirinale dal 1907
fatto nominare da Orlando perché era un sacerdote dei suoi giri siciliani al 1953, alla fascia del fascismo, la resistenza, la Repubblica, il referendum del 2 giugno. E è un personaggio che anche questo meriterebbe, però non mi fate. Allora, nel quadro di questa, questo periodo, certamente all'interno del mondo cattolico c'è chi vede la guerra come una punizione inflitta agli uomini per essersi allontanati dalla fede e dalla Chiesa. E comunque per tutta la durata della guerra è molto noto, c'è il libro recente di un nostro giovane collega Paolini che ha approfondito molti tentativi anche segreti per cercare di favorire la pace da parte del papato, e comunque sempre imparziale, devo dire, va detto a merito del Benedetto XVI di aver mantenuto sempre imparziale la Chiesa nei confronti dei paesi contendenti, il che la fece accusare dalle due parti in certi momenti. Comunque l'amor di pace è interessante perché è il momento in cui il clero italiano, che era uscito dalla rivoluzione risorgimentale, torna a avvicinarsi allo Stato grazie all'amor di patria. Il patriottismo deve essere sostenuto dal sentimento religioso, e certamente in quegli anni si comincia a farsi strada una distinzione che si troverà poi teorizzata sia da Pio XI che da Pio XII tra amor di patria e nazionalismo sacro. E lì c'è tutto un discorso lungo, ma non è questa la sede. È stato messo in evidenza che nel periodo decisivo dell'intervento le preoccupazioni giurisdizionalistiche si moltiplicarono. Tra il marzo e il maggio del 15, grazie a quegli autori che ho brevemente citato, si discusse nelle colonne dei maggiori quotidiani sull'opportunità di sospendere la legge delle guarentigie o almeno alcune norme ritenute incompatibili con le esigenze dello stato di guerra. Cioè la si considerava troppo garantista, troppo pericolosa, per cui si discusse soprattutto la sospensione delle immunità diplomatiche ai plenipotenziari accreditati presso la Santa Sede dagli stati in guerra con l'Italia. E naturalmente il problema era difficile da superare, soprattutto a quello che restava del liberalismo post-risorgimentale, che era cresciuto con la diffidenza nei confronti della Chiesa cattolica. Torno un attimo a Francesco Scaduto, professore di diritto ecclesiastico, veniva dalla Sicilia, poi Napoli e poi per lunghissimi anni a Roma. Quando io sono diventato assistente nel settembre del 1960, c'era ancora una persona di cui poi sono diventato amico, che si chiamava Giorgio Peiro, era un giurista valdese, era il consulente giuridico della Chiesa valdese e era ancora un laureato. Quindi guardate che poi la storia è più corta di quello che immaginiamo. Dunque, avevo già fatto un riferimento, Giornale d'Italia, 30 marzo del 15, Scaduto dice: bisogna sospendere la legge delle guarentigie per tutta la durata della guerra. E poi, in un volume che raccoglieva una serie di interventi, pubblicato da un giornalista all'epoca conosciuto che si chiamava Guglielmo Quadrotta, Il Papa, l'Italia e la guerra, e
c'è un intervento di Scaduto che aveva questo titolo: ma che c'entra il Papa con la guerra? E tornava sulla questione di scena: il papato durante la guerra va ibernato. Scaduto, naturalmente, non sapendo il patto di Londra, si schierava contro la proposta di una partecipazione del papato al congresso post bellico, soprattutto perché questo, lo dice chiaramente, avrebbe innalzato il prestigio morale della Santa Sede e questo sarebbe stato di nocumento per l'Italia. La posizione di Scaduto viene fatta propria da alcuni altri esponenti liberali, Giambattista Guarini, ma soprattutto Ruffini che era poi un moderato, diciamo, però la proposta di Scaduto lo lascia, e soprattutto Luigi Luzzatti, che dalla fine di aprile all'entrata in guerra sostiene nel Corriere della Sera l'opportunità di non toccare la legge delle guarentigie. Si richiama, adesso non ho il tempo qui di richiamare tutte le motivazioni che Luzzatti nei suoi articoli portava, e naturalmente, nonostante fosse alla fine dei fini favorevole alla garanzia per il papato, la posizione di Luzzatti veniva combattuta dall'Osservatore Romano, che spezzava l'ennesima lancia contro la legge delle guarentigie, che erano o un superfluo o un'irritazione. E qualche giorno dopo, perché aveva preso molto sul serio Luzzatti l'Osservatore Romano, più degli altri, perché era stato primo ministro, era stato Presidente del Consiglio, e ancora qualche giorno dopo confutava sia la tesi di Luzzatti sia quella dello Scaduto, che il solo fatto per l'Osservatore Romano di questa polemica fra Scaduto e Luzzatti portava citò la diminuzione effettiva della consistenza di una legge, la quale doveva rassicurare completamente il mondo cattolico circa la piena libertà e indipendenza e maestà sovrana del Romano Pontefice. Cioè non gli andava bene nemmeno la posizione di Luzzatti. I liberali, appunto, come esaltando la legge delle guarentigie, scrive Ruffini, il monumento della sapienza giuridica della destra, respingevano però qualsiasi idea di patto, di concordato che giudicavano al di fuori della tradizione, con l'eccezione di Ruffini, che l'Osservatore Romano accusava di immaginare il patto fra cielo e terra. Mario Falco, allievo di Ruffini, importante esponente della comunità ebraica italiana, redattore della cosiddetta legge Falco, la legge sulle comunità ebraiche del 29, Falco nel 16, riesaminando i fatti e le polemiche del maggio del 15, esaltava, cito, l'eccellenza della soluzione italiana nella questione di Roma, che consisteva in un complesso di norme che formano un diritto obiettivo molto più stabili delle norme consuete. Ruffini diceva che dall'esperienza della guerra si doveva trarre la conclusione che, cito ancora, infinitamente più efficace a garantire l'indipendenza e la neutralità di chi che sia, si è dimostrato l'impegno liberamente assunto e scrupolosamente osservato da uno Stato liberale rispettoso delle altrui libertà e autonomie, qual è appunto lo Stato italiano. Ricorderei, e mi avvio a chiudere, l'allocuzione di Benedetto XV nel concistoro segreto del 6 dicembre del 15, che
rinnovava la deplorazione per il modo con cui erano stati costretti a partire i diplomatici degli imperi centrali accreditati presso la Santa Sede. Fu l'occasione per liberare Palazzo Venezia a Roma, perché Palazzo Venezia era la sede dell'ambasciata d'Austria presso la Santa Sede, e ne approfittò poi il duce quando arrivò, che si installò a Palazzo Venezia, ma questo non lo immaginava. E quindi Benedetto XV non solo deplorò questo, ma propose un congresso per estinguere il conflitto. E naturalmente questo provocò una nuova polemica fra la stampa liberale e la stampa cattolica sull'opportunità della partecipazione papale a tale congresso, perché è chiaro che il Papa faceva la proposta perché se lo proponeva lui non poteva eliminarlo. Il Papa non poteva ancora sapere, lo saprà dopo la rivoluzione russa, che l'articolo 15 del Patto di Londra li escludeva da qualsiasi possibilità di presenza in una futura conferenza. Però l'idea che il Papa dicembre 1915 pensi a un congresso che non attenda la fine del conflitto, ma che nelle more cerchi di trovare una soluzione diplomatica. Naturalmente dall'altra parte gli imperi centrali avevano approfittato della questione romana per tentare di creare difficoltà al governo italiano. Ancora prima dello scoppio della guerra erano apparsi sulla stampa austriaca e germanica inviti al soddisfacimento delle esigenze pontificie e al conferimento di un posto di onore al Papa nei consessi internazionali. È interessante vedere nel documento che ho citato all'inizio, questa relazione sub segreto della congregazione cardinalizia, che questa idea degli imperi centrali, fatta propria da un deputato tedesco che si chiamava Mattia Erzberger, noto come il progetto Erzberger, venne stroncata nel corso di questa congregazione. Gaspari disse: non ci pensare lontanamente, e questi liberali non lo potevano sapere, naturalmente. Chiudo ricordando, non ho il tempo qui neanche di sintetizzarmi, i vari interventi di Luzzatti sulla questione. Corriere, 3 dicembre del 13, la garanzia internazionale delle leggi sulle guarentigie. Chi scrive queste meditate note crede in quel Dio che è il padre di tutte le genti. È interessante perché anche Ruffini aveva questa, in qualche cosa credevano e pensavano che ci potesse essere un Dio unico. Luzzatti ancora di più ci metteva di tutto dentro, però anche Ruffini. E il primo riferimento che Luzzatti fa è proprio Anastasio Rossi, il vescovo di Udine, che appunto aveva il primo che aveva messo in evidenza la necessità di una garanzia internazionale per la legge dei guarentigie. E Luzzatti torna alla Costituente romana del 49, ricorda il discorso di Cavour, i discorsi sulla questione romana, e si rifà a un colloquio fra Marco Minghetti e Bismarck a Berlino. Bismarck si dolse con Minghetti della legge sulle guarentigie. Questa legge, fiero esclamò, ha reso il Papa inviolabile e inafferrabile, perché è divenuto soltanto una potenza spirituale. Se ci fosse ancora il potere temporale, l'invio di una nave da guerra tedesca a Civitavecchia lo avrebbe reso subito più mansueto. Quindi, per dare forza alla legge
delle guarentigie, Luzzatti rievoca questa posizione, allora c'è stato il Kulturkampf e via dicendo. Altro articolo, 23 dicembre del 13, l'Italia è uno Stato confessionale, punto interrogativo, non ho il tempo di illustrarvelo. 1 settembre del 14 risponde di nuovo al vescovo di Udine Rossi e con un articolo, il terzo conclave e la legge sulle guarentigie. Dice che in realtà tanto bene ha funzionato la legge delle guarentigie che sotto la sua vigenza si sono fatti molto serenamente 3 conclavi per eleggere i papi. 25 aprile del 15, 100 anni fa esatti, qualche giorno di più, la legge delle guarentigie e la guerra, sempre del Corriere, in cui polemizza con la civiltà cattolica. E ancora in questo articolo sottolinea come mai la legge delle guarentigie ha tanto e così bene resistito. Ciò dipende da alcune premesse, le quali non si possono rimuovere senza danno e dello Stato e della Chiesa. Entrambi devono avere la loro sede in Roma, in una convivenza pacifica tale da non scemare la sovranità civile dello Stato, da non turbare l'indipendenza spirituale del pontefice e degli organi di presidio che con essa si collegano. Da questa convenienza manifesta tutte le nuove proposte tendenti a indebolire, senza assoluta necessità, gli effetti della legge o ad accrescerla con vincoli internazionali, ledenti la dignità e la sovranità dello Stato, sono ugualmente impossibili, desiderate soltanto da coloro che vogliono cacciare da Roma il Papa o il Re, una schiera di violenti, per fortuna nostra, sempre più sottile e impotente. Ecco, chiudo con questa citazione, anche se ci sono una serie di altri articoli a cui mi riferirò poi nel testo scritto, e se vogliamo poi alla fine delle fini si capisce anche l'ultimo Luzzatti che dopo il discorso del 3 gennaio del 25 e dopo che nel 25 c'è un primo tentativo bilaterale di modificare la legge delle guarentigie, lui non si manifesta contrario, poi morirà proprio dopo, ma certamente, se vogliamo, l'idea dei patti del Laterano l'aveva avuta, mutatis mutandis, sia Orlando che Luzzatti. Ruffini e gli altri liberali no, che vedevano sempre il mantenimento, ma il primo tentativo di Mussolini non fu di fare un patto, ma di fare una modifica della legge delle guarentigie concordata con la Santa Sede. Fu fatta una commissione in cui sono stati pubblicati gli atti che una parte nominata da Mussolini, presieduta da Mattei Gentili, e una parte, 3 importanti canonici delle principali basiliche di Roma, che fece un progetto di riforma. Che successe? Che dopo il 3 gennaio il Papa capì che Mussolini aveva bisogno dell'avallo della Chiesa per restare e che quindi gli si poteva chiedere ben più che la revisione della legge delle guarentigie. Il resto è storia nota. Grazie. Grazie, se adesso ci sono delle domande o ci sono temi che i relatori vogliono rivolgere già a questo tavolo oppure dal pubblico, possiamo dedicare un quarto d'ora, se ritenete, al dibattito sulle relazioni
che abbiamo finora ascoltato. Accoglie subito l'invito. No, perché Riccardo. il collega Ivetic ci ha provocato, quindi no, io innanzitutto ringrazio veramente per le cose che sono state dette, sono veramente molto interessanti, però a partire un po' dalla mia competenza, diciamo, quello che chiedeva Ivetic e che Ivetic prima giustamente diceva, c'è una contraddizione, no? Nella politica estera italiana, quindi superiamo anche la fase di Luzzatti, diciamo. C'è una contraddizione, diventi filo francese, diventi filo britannico, ma questi sono i tuoi veri avversari, diciamo. Secondo me c'è una complicazione della storia italiana, cioè innanzitutto secondo me c'è un elemento ideologico del liberalismo italiano, che non è il partito liberale ma sono i liberali, cioè la matrice di tutto è Cavour. Cavour è spassionatamente filo britannico, è talmente filo britannico che dice che l'Italia non potrà mai essere come la Gran Bretagna e per cui tocca accomodarsi con la Francia, imitare e legarsi alla Francia. Questo secondo me è un elemento importante che viene trascinato poi nei decenni successivi, che però, e giustamente tu lo noti, si coniuga con un elemento politico strategico. Arriviamo alla triplice alleanza. La triplice alleanza è: noi siamo disperati, siamo isolati dai francesi, ci attacchiamo non solo ai tedeschi, vecchi amici, ma agli austriaci, super vecchissimi nemici, faremo la guerra con voi. Ma, dichiarazione ministeriale del ministro Mancini, questa alleanza potrà funzionare, ma in nessun modo potrà essere rivolta, per quanto riguarda noi, contro la Gran Bretagna. E qui secondo me c'è un altro elemento da dire, cioè in fondo l'imperialismo italiano cresce all'ombra dei francesi e degli inglesi, cioè la spedizione in Libia si rende possibile perché è il risultato di un processo contraddittorio, però applicativo di un accordo con i francesi, fatto in barba agli austriaci e addirittura per quanto riguarda le espansioni imperiali in Africa, l'espansione imperiale in Africa italiana è dipendente dalla volontà inglese, ma direi che addirittura è un succedaneo. Vedi l'esperienza dell'occupazione di Cassa nel Sudan, è un succedaneo degli inglesi e l'imperialismo italiano in Africa orientale è legato alla questione mediterranea e il legame è Suez, perché è il cosiddetto, diciamo, che oggi si chiama geopoliticamente il Mediterraneo allargato, cioè Suez è parte integrante della vicenda del Mediterraneo. E quello che però dici tu è molto interessante, perché secondo me a un certo punto l'espansione italiana rispetto alla Gran Bretagna e alla Francia ha raggiunto il livello accettabile e lo vediamo con l'articolo 9, l'applicazione dell'articolo 9 e dell'articolo 13 del Trattato di Londra, che sono gli articoli che sono assolutamente più bistrattati. Sicuramente l'articolo 15 è più rigidamente applicato, proprio alla lettera. Cioè l'articolo 9 e l'articolo 13 sono veramente i meno applicati, cioè il negoziato sull'articolo 9 si trascina in una maniera, io un pochino l'ho seguita ormai molti anni fa, tragica, anche per colpa degli italiani, perché gli italiani poi dicono: noi dichiariamo guerra alla Germania, dichiariamo guerra a tutti, poi cominciano, no? All'Austria sì, alla Turchia ma sì, forse, però non possiamo fare niente, poi alla Germania, cioè è un balletto. Quando dichiara guerra alla Germania, forse gli inglesi, che sono tipi che hanno un certo tipo di rapporto con la parola scritta un po' diverso dal nostro, dicono: ma voi non è che siete proprio lealissimi. Il negoziato che poi matura a San Giovanni di Moriana con una delegazione italiana, che era una cosa, cioè non dimentichiamoci che il presidente Boselli non si presenta a una seduta perché non si sveglia, cioè qui c'è anche un po' un problema di qualità di una classe dirigente che si stava spegnendo, questa è anche un po' la verità. Cioè il negoziato sull'articolo 9 alla fine è una cosa tirata via
con gli inglesi che fanno il doppio gioco tra noi e i greci, perché i greci sono l'altra parte del potere nel Mediterraneo, quindi emerge quello che dici tu, progressivamente. L'articolo 13 non ne parliamo, come si dice, no, manco te vedono, cioè nemmeno si discute per un cavillo giuridico, perché i mandati della Società delle Nazioni sono cavilli giuridici, perché quelli erano coloni nel vero senso della parola, cioè basta andare a guardare che cos'è il Ruanda e il Burundi belga, cioè erano colonie nel vero senso della parola. Quindi secondo me, come dici tu, alla fine è vero, quindi volevo confortare la tua opinione, perché poi emerge questa competizione e qui secondo me emerge un altro problema, lo status di grande potenza, cioè l'Italia non ce l'ha, ma non ce l'ha non perché non solo non l'è, ma perché non glielo riconoscono gli altri, e questo secondo me è l'altro aspetto importante. E la classe dirigente italiana ha la tipica reazione del parvenu, lo vediamo nel negoziato della neutralità nel rapporto con la Romania. Con la Romania dice no, la Romania, quelli sono meno di noi siamo più importanti, che tipico, cioè, si sarebbe detto la paura del piccolo borghese nei confronti di essere riassorbito dal proletariato, cioè questa paura di essere assorbito dalle piccole potenze. Quindi secondo me emerge questa contraddizione, però è una contraddizione anche lenta, diciamo, che non si può leggere in maniera, diciamo così, uniforme, che però alla fine emerge, cioè lo spazio che l'Italia può ricavarsi nel Mediterraneo e diciamo, in questa zona, non so se è minore, importante o meno importante, è sicuramente dipendente dallo spazio che i francesi e gli inglesi vogliono ricavare. Questo sono d'accordo. Grazie. Prima di darti la parola, il professor Zalin ha chiesto di intervenire, poi si può rispondere lentamente a tutti e due. Grazie. Il convegno ha delle relazioni molto fitte e io non posso intervenire su tutte ovviamente, però faccio due interventi di faccia. La signora Rizzo, la collega Rizzo, a un certo punto si chiede che cosa hanno fatto i neutralisti e così via. Allora, signora, io devo sottolineare che i neutralisti non hanno delle figure, non controllano la piazza se non con la violenza, cioè facendo muovere evidentemente le masse operaie e contadine che nel momento sono lì. Invece cosa c'è dall'altra parte? Ci sono personaggi, non dico carismatici, ma certamente molto influenti, come D'Annunzio. D'Annunzio fa tutta una serie, fa il giro d'Italia, fa una serie di comizi che riempiono le piazze. E poi non dobbiamo dimenticare che proprio nel Veneto ci sono ben 50-60 mila giuliano-dalmati, chiamiamoli irredenti, che sono qui abitano a Padova e quasi ogni giorno fanno parate, fanno discorsi, movimentano le città. Queste forze i neutralisti praticamente non le hanno. Questa secondo me è la risposta. Poi volevo fare anche alcuni interventi, alcune osservazioni su Ivetic, no? Cui mi lega tra l'altro anche un interesse abbastanza profondo per le terre chiamiamole dell'altra sponda, oramai dell'altra sponda. E è vero, insomma, qua mi riferisco anche al personaggio che lei chiama, che lei cita, Tomaseo, no? Abbiamo la statua qui nel nostro campo. Ebbene, Tomaseo ritiene sì che questi non siano italiani, cioè che la maggioranza, lui quando parla c'è un rapporto tra 80 e 20, forse 25-75, cioè 25 sono italiani e
il 75 di questi dalmati evidentemente parlano l'italiano, appartengono probabilmente, sono soggetti alla influenza delle città dalmate dove la maggioranza è italiana, ma certamente non appartengono alla nazione italiana. Bene, insomma, è interessante la posizione di Tommaseo, perché lui parla sempre di dalmati, non parla mai di croati o di sloveni. I sloveni sono più a nord. Insomma, coglie la differenza. Del resto io ho frequentato quelle terme e so benissimo che negli isolotti ancora oggi, insomma, se tu vuoi parlare con la gente locale non usando il croato, devi parlargli in veneto, che lo capiscono ancora oggi. Allora dicevo, sì, questa osservazione, questo sbilanciamento che tu hai fatto, no? Ma la posizione dell'Italia in fondo sarebbe quella contraria agli interessi della Francia e dell'Inghilterra? Sì, io posso essere d'accordo, ma come si faceva, diremo, ad avere una posizione diversa? L'Italia aveva forze, e poi rispondo anche a Riccardi. Se noi andiamo a vedere qual è la consistenza del reddito, cioè la potenzialità economica dell'Italia in rapporto alla Francia, si parla di 1 a 4, si parla di 1 a 6 per la Germania, si parla di 1 a 8 nei riguardi dell'Inghilterra. Noi abbiamo un bel dire che vogliamo essere una grande potenza, ma non abbiamo i numeri, cioè non abbiamo la potenzialità economica per svolgere un ruolo di grande potenza. Ora, è vero, concludo, probabilmente Luzzatti si trova in parte in contraddizione tra la sua posizione di richiesta della sponda adriatica, della sponda attualmente jugoslava, cioè la sponda dalmata, e la posizione, diremo, dell'Inghilterra e della Francia, che hanno interessi che sono antitetici a questa richiesta italiana. D'accordo, ma e con questo l'Italia poteva trovare una soluzione che contemperasse, diremo, queste sue esigenze. Secondo me era nell'impossibilità di farlo nell'epoca, tant'è che a un certo punto noi abbiamo perduto poi, vabbè, non solo per la guerra e per le scelte del fascismo, ma abbiamo perduto perché era insostenibile da parte dell'Italia avere la sponda cosiddetta veneziana. Ti parla uno che a un certo punto in un saggio ha detto che qui in Dalmazia, l'ho scritto, va bene, anche le pietre parlano veneto. Dunque io ho riconosciuto e riconosco dall'altra parte, basta andare non solo a Catra, basta andare anche a Ragusa, che noi chiamiamo Dubrovnik adesso, basta vedere lì, insomma tu vedi che è una città italiana, ancora oggi parlo del centro storico ovviamente, ma noi non eravamo in grado, va bene, di assorbire questa fascia dalmata. Insomma, in questo senso non c'era niente da fare, insomma, la posizione di Luzzatti era, in quel momento lì, era antistorica. Professoressa Lazzaretto. Anch'io ringrazio i colleghi perché sono state veramente relazioni interessantissime. Al professor Mangiatoroli dico che non ho trovato finora corrispondenze di Luzzatti né col Patriarca di Venezia né col Vescovo Rodolfi, non mi è sembrato che avesse, ma c'è da cercare. Anch'io sono provocata dalla relazione del collega Ivetic perché proprio un appunto di Giulio Alessio, purtroppo non datato, comunque successivo o perlomeno della settimana del 21 ottobre 1918, dopo che si erano ritrovati per l'ultima riunione di questo Parlamento interalleato, di cui era qualcosa domani,
scrive delle riflessioni, perché si era accorto che tornando in treno da Edimburgo, insomma, dove si erano ritrovati, stavano tornando verso Londra, sente che si erano accordati Francia e inglesi e francesi per fare diciamo, una prima formula sulla Società delle Nazioni in cui non avrebbe dovuto esserci la Germania, cioè i vinti dovevano essere esclusi. E Alessio fa delle riflessioni dicendo: ma come? Noi intanto come Italia dobbiamo avere tutta la sponda adriatica, perché dobbiamo ritrovare tutto il nostro territorio. E comunque se non avessimo questo saremmo certamente in posizione di minorità, perché diventeremmo un appendice, dice l'Italia diventerebbe un appendice del regno napoleonico, cioè capisce che praticamente Francia e Gran Bretagna si stavano accordando alle nostre spalle, infatti dice: ma come, avete preparato delle formule? Ci siamo anche noi, cioè ci stavano già trattando come, diciamo, minus, e dice: l'Italia deve ritrovare il suo ruolo, deve esserci la Germania in questa Società delle Nazioni, perché l'Italia così può ritrovare il suo ruolo che aveva nel Medioevo di ponte con l'Oriente e le regioni del nord, con i porti del nord, del mare del nord e del nord Europa. Quindi questo concetto che in fondo ci eravamo alleati con chi alla fine era un nostro competitor, ce l'aveva ben chiaro. E che quindi Sarti, che naturalmente era amico e maestro di Alessio, probabilmente aveva colto, cioè girava questo concetto che in fondo noi eravamo insieme con chi ci poteva danneggiare nella possibile poi situazione del dopoguerra. C'è già questa idea, cioè l'Italia deve ritrovare il suo posto che aveva nel Medioevo, di ponte, e deve avere quindi una corrispondenza in Germania. Grazie. Ci sono altri interventi? Chi risponde? Volevo riprendere un paio di spunti delicati. Innanzitutto una domanda. Io ricordo che il primo saggio importante sull'articolo 15 del Patto di Londra lo fece Rodolfo Mosca. Ecco, però non ricordo se, e non mi pare, se che Mosca fosse andato a guardare i documenti diplomatici dell'intesa. Non me lo ricordo. Se non lo avesse fatto varrebbe la pena che qualcuno ci andasse a guardare, guardando anche quelli dei nunzi apostolici laddove c'era di quei paesi. Perché devo dire onestamente fu Mosca il primo che tirò fuori i documenti dell'intesa. Poi un richiamo fatto da Riccardi a Cavour mi ha fatto venire in mente una cosa che mi angustia molto, per una serie di ragioni che non vi sto a dettagliare. Da un po' di tempo frequento gli archivi cavourriani a Torino e a Sant'Anna. Hanno finalmente pubblicato qualche anno fa l'inventario delle carte di Sant'Anna, poi ce ne sono altrettante all'archivio di Stato di Torino. Sono 3 volumi alti così, di cui gli studiosi di Cavour in primis non erano stati in grado perché non erano inventariati. Quando studiano, allora si trovasse un giovanotto che si vuole, c'è della roba straordinaria anche per la storia economica. Io le ho un po' annusate, delle cose, perché appunto ai tempi degli studiosi di Cavour le carte c'erano, ma non essendo inventariate è chiaro che si prendeva quello che si poteva, ci è capitato a tutti. Chiudo ricordando un riferimento all'idea della moneta internazionale, che nel 1866 Francia, Italia, Belgio, Svizzera, Austria, si aggiungerà la Grecia e lo Stato Pontificio fino al 70 ci proverà a entrare, istituiscono l'Unione Monetaria Latina, proprio per fare quelle cose che volevano fare, una specie di moneta internazionale. Non cambiavano le monete,
ma le monete dovevano avere lo stesso contenuto aureo e argenteo, in modo che uno con 5 lire d'argento italiane comprava X di pane in Francia. E la cosa durò fino al 1926. Ci sono archivi di questa Unione Monetaria Latina fino al 1926. Non so assolutamente che cosa successe durante il periodo della guerra. Vi racconto, e anche lì era la pace monetaria, no? Tra questi paesi. L'unica cosa divertente è che la Santa Sede chiede aiuto agli vituperati italiani e ai francesi, con cui pure non c'era, faranno la legge di separazione poco dopo, ma a un certo momento i francesi scoprono che il Papa, come dicono a Roma, ci marciava, cioè nella moneta d'argento ci metteva meno argento, pesava lui, e a un certo momento, perché? Per non comprare dagli italiani mandavano una nave da Civitavecchia a Marsiglia a comprare la roba da mangiare, nel periodo in cui Roma ancora non era stata occupata, ma per non comprare, e pagavano con le monete, e i francesi si accorgono e addirittura vengono sui giornali francesi. Dice, ma come il Papa fa questa cosa della moneta, che era uguale come peso, però il contenuto aureo e argenteo era minore. Scusate, chiudo con questa cosa e vi ringrazio. Sì, io sono d'accordo su tutto, d'accordo su... c'è stato il centenario, ma non mi è sfuggito sul patto di Londra, non so, magari effettivamente c'è da riflettere. Mi pare che è passato un po' così, sì, perché è stato un momento, ecco, è stato un momento in cui l'Italia si è trovata di fronte a degli aspetti e delle opzioni, tutto sommato. Quindi ovviamente alla fine, come dire, Salvemini aveva ragione, quindi cioè, la Dalmazia è persa, è meglio trattare sin dall'inizio con questi slavi, poi intavolare un dialogo, perché poi alla fine dal 17 l'autodeterminazione, Wilson eccetera, alla fine è stata quella lì la dottrina che ha vinto. Ecco, io ho un po', come dire, stimolato la riflessione, perché se mettiamo da parte Salvemini e questa visione delle cose, se ragioniamo in termini di potenza come si ragionava fino al 14, credo che l'Italia alla fine aveva realizzato il proprio risorgimento, ma non si era resa conto che realizzandolo pienamente, cioè ereditando quello che fu il mare di Venezia, diventava qualcos'altro che appunto che andava in contraddizione con le alleanze in cui si trovava. Questo era il punto, mi pare che tu hai risposto perfettamente, cioè credo che non erano neanche coscienti fino a dove sono arrivati, cioè quindi a possedere, creare effettivamente l'Adriatico, trasformarlo in un lago italiano, trasformava anche l'Italia, che ormai a quel punto non era più un alleato non poteva essere più un alleato di una Gran Bretagna, quindi era un qualcosa d'altro, qualcosa che comunque era nell'area tra quel 15 e tra Rapallo, quindi questo era il punto, quindi forse il momento forse più potenzialmente uno dei momenti più imperialisti della storia d'Italia, con una classe dirigente che appunto non è fascista, sono liberali, eccetera, eccetera. Sì, nella risposta al collega io devo fare riferimento al dibattito storiografico. Fino all'altro ieri i neutralismi sono stati studiati, li metto al plurale perché è ovvio, dal punto di vista ideologico-culturale, non delle prassi, non delle modalità. Anche questo metodologicamente ha una giustificazione. La ricerca a cui ho partecipato, insomma in tutto siamo stati una 50ina di studiosi per tutto il territorio nazionale, per verificare le modalità delle prassi neutraliste, abbiamo dovuto naturalmente fare degli scavi, come dire, documentari di prima mano.
nei luoghi delle memorie periferici, ma anche presso l'archivio centrale dello Stato. Abbiamo incrociato diverse tipologie di fonti. Insomma, qual è l'aspetto più originale? La piazza neutralista c'è. Alberto Monticoni, in quei suoi bellissimi libri sulla Prima Guerra Mondiale, aveva parlato di un paese restio alla guerra, ma per esempio per il Mezzogiorno aveva parlato di un Mezzogiorno silenzioso, che silenzioso non è. Io ho studiato Terra d'Otranto, ho cominciato a frequentare gli archivi. Terra d'Otranto corrispondeva fino agli anni 20 del fascismo alle attuali province di Brindisi, Taranto e Lecce. Quando ho incominciato a studiare così, recandomi negli archivi, nelle biblioteche, ma veramente la prima fase era deludente, mentre la studiosa su Bari trovava i socialisti molto attivi, perché poi, e anche i neutralismi, le pratiche si rapportano al tessuto socio-economico, l'organizzazione del territorio, questo è evidente. E la mia sorpresa è nel trovare militanti cattolici, fortemente militanti, con i giornali e con organi di stampo che per spessore, per rubriche, superavano di gran lunga quelle radicali, democratiche, eccetera, eccetera. Degli articoli interessanti, documentati, eccetera. E sono stati militanti fino alla fine, fino al maggio. Questa dei cattolici è una sorpresa un po' nella portata. Qui nel Veneto, voglio dire, ancora nel maggio, quando ormai i soldati devono portare alla guerra, ci sono gli scontri tra i richiamati alla guerra, tra le famiglie, tra le loro donne che non vogliono, che partono, e poi i gruppi interventisti che sono poi gli studenti. Un altro elemento rispetto per esempio alle pratiche neutraliste dei cattolici, e non dimentichiamo che questi giornali, questi fogli che nascono su tutto il territorio nazionale, sono letti dal basso clero, e i contenuti del basso clero nelle forme più semplici sono comunicati dal pulpito alle masse anche degli analfabeti, che li fanno restii alla guerra e all'intervento. Quindi questo glielo posso dire, dagli esiti della ricerca le piazze neutraliste ci sono, profondamente divise, e questa è la mancanza del collante, e ce l'ha per vari motivi. E le devo dire che, come ho accennato nella relazione, viene fuori da queste ricerche proprio recentissime edite una nuova periodizzazione. Febbraio è il mese forte, poi rispetto invece all'organizzazione di gruppi minoritari degli interventisti, anche le azioni, voglio dire, non c'è più, diventa il volantinaggio, la pratica. Noi abbiamo studiato le pratiche. Che cosa fanno? Quando sono in difficoltà ricorrono al volantinaggio, ricorrono alla controdimostrazione, ricorrono all'irruzione, ma le assicuro, le piazze neutraliste ci sono. Poi stiano perdendo, questo è un altro naturalmente discorso, e ci interroghiamo sul perché, ma insomma di perché anche si conoscono, ma insomma, altrimenti mi dovrei dilungare. Luca vuole aggiungere solo una parola su questo che dice la collega. Secondo me dice una cosa giustissima, cioè, Maier, il fondatore del Piccolo, voglio fare una dimostrazione al contrario. Maier, fondatore del Piccolo, quando va in udienza da Sonnino, siamo alla vigilia dello scoppio della guerra, parlano del discorso dell'irredentismo eccetera eccetera, Sonnino gli chiede di che cosa avete bisogno, Maier gli dice di preti, perché sono tutti croati e quindi noi abbiamo bisogno di preti che parlino, che dicano, che parlino bene dell'Italia. Quindi questa è la dimostrazione, diciamo, voglio dimostrare, cioè, voglio solo dire una cosa per continuare il dialogo con Ivetic. Quello che dici tu è talmente giusto che San Giuliano, che secondo me la cui rivalutazione è stata una delle operazioni storiografiche migliori che la storia della politica estera, che diciamo gli studiosi della politica estera abbiamo fatto negli ultimi 10 anni, perché è un personaggio abbastanza negretto, lo dice a un certo punto, quando lui comincia a pensare a quello che poi sarebbe divenuto il testo del patto di Londra, eccetera, eccetera.
dice: tenete presente che noi vogliamo chiedere molto, perché questo è un impegno molto importante, perché noi ci legheremo con potenze che in prospettiva hanno degli interessi non coincidenti con i nostri. Quindi San Giuliano era abbastanza era molto profonda, no? Era una grande testa, anch'io sono convinto che è una grande testa, solo questo, a conferma. L'Italia non aveva alternative. Vi ringrazio, domattina, ore 10, riprendiamo. Grazie.